Noi vogliamo coniugare innovazione e tradizione, non a caso qui dietro vedete c'è una cantina nuova, completamente rinnovata, una cantina che punta all'eccellenza, con questi vasi vinari che ci permettono di vinificare con maggiore precisione le uve che provengono da diverse parti della denominazione. Ma dietro di noi, anzi di fronte a me, ad esempio, c'è la cantina storica, che è segno e simbolo della lunga storia di questa azienda. Bisol 1542 appunto è 1542 perché la storia di Bisol risale addirittura a 5 secoli fa, perché c'è un documento che testimonia come nel 1542 già la famiglia Bisol aveva delle proprietà di vigneti su queste colline di Valdobbiadene. Quindi è un'azienda che affonda le sue radici profondamente in questo territorio, nella sua storia, nelle sue tradizioni, e credo che questo sia un grandissimo valore della marca che noi vogliamo portare avanti e che vogliamo raccontare nel mondo. Allo stesso tempo vogliamo investire per innovare, vogliamo investire per raggiungere sempre di più l'eccellenza, portare innovazione nel nostro modo di fare vino, per appunto riuscire a esprimere ai massimi livelli tutta la potenzialità di questo territorio meraviglioso. Vogliamo innovare nel modo di comunicare il Prosecco Superiore in tutto il mondo, e non a caso c'è proprio una novità, una news, perché da domani ad esempio sfrutteremo la tecnologia per poter portare l'immagine di queste meravigliose colline in tutto il mondo. Abbiamo creato il Prosecco Superiore AI, cioè è una webcam, è la prima live webcam dedicata all'enoturismo, che dalla cima della collina del Cartizze, in uno dei nostri vigneti più storici, in un luogo iconico della denominazione, guarda il territorio di Valdobbiadene e racconta e narra e fa vedere queste ripide colline e la viticoltura eroica che è al cuore del Prosecco Superiore. Sì, vuole essere assolutamente un modo per, da un lato, chi non può ancora venire a trovarci può gustare della bellezza di questo territorio attraverso la webcam, ma soprattutto vogliamo invogliare chi non è ancora venuto a visitare questo territorio, quindi vogliamo anche contribuire all'enoturismo. In questo senso penso che sia un segno di vicinanza anche a questa comunità e a questo territorio. Noi come Gruppo Lunelli crediamo che sia fondamentale sempre avere un dialogo positivo con il territorio di appartenenza, crediamo che sia fondamentale per un'azienda non solo creare valore per gli azionisti, ma anche creare valore, sicurezza, bellezza per tutti i nostri stakeholder e quindi anche per la comunità che ci ospita, e questa comunità e questo territorio è fondamentale e a questo territorio vogliamo contribuire. Già è stato premiato perché è un patrimonio dell'umanità per l'UNESCO, e questo è un titolo importantissimo, però crediamo che ci sia ancora la possibilità di raccontarlo e narrarlo nel mondo. Spesso il Prosecco è estremamente conosciuto nel mondo, ma credo meno viene conosciuta l'area e il territorio da cui viene. L'unicità di queste colline, la viticoltura eroica che sta dietro questo vino speciale, che ripeto è amato nel mondo ma che va sempre di più compreso. E questo è il Prosecco Superiore AI, perché oltretutto quello che noi vogliamo fare è far vedere la denominazione, la DOCG, quest'area che è l'area più storica, l'area più vocata per creare quell'uva aglera che è al cuore del nostro Prosecco Superiore.